Per stamani l'arrivo del navigatore d'avventure velista Andrea Barbera presso la foce del fiume Platani, la riserva naturale orientata dopo 4 giorni di navigazione per portare a termine il progetto Alicos, la prima spedizione esplorazione e navigazione lungo il fiume Platani in solitaria dai Monti Sicani fino al Mar Mediterraneo a bordo di una tavola SUP stand-up paddle, un progetto unico, ambizioso e non convenzionale con l'obiettivo di realizzare un docufilm da divulgare nelle scuole sull'importanza degli spot outdoor a contatto con la natura. Il progetto ha anche una valenza scientifica. In collaborazione con l'ARPA Sicilia, Mare Vivo Sicilia, verrà effettuato uno studio scientifico dettagliato attraverso dei campionamenti che verranno effettuati dal Barbera lungo il fiume Platani per avere un quadro chiaro, preciso dello stato di salute del fiume e delle specie faunistiche presenti o se c'è qualcosa che può minacciare la salute del fiume. Al termine di questo studio il materiale verrà portato e divulgato in tutte le scuole della Sicilia al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'ecosistema. Degli ecosistemi naturali, inclusi i corsi d'acqua.